noi purtroppo viviamo in un contesto nel quale l'informazione non esiste più, che è un nodo fondamentale, perché la conoscenza dei fenomeni è il presupposto fondamentale poi per fare politica e per incidere nella realtà. L'altro limite fondamentale è che i partiti politici non ci sono più, non c'è più la politica. La politica è nata come progetto, era ed è stata per un secolo la fusione fra Machiavelli e Tommaso Moro, la gestione del potere e l'utopia, un progetto. Oggi la politica non è più questo, vive solo ed esclusivamente sull'oggi, sulla cronaca. Fanno i sondaggi, verificano gli orientamenti, gli interessi, la pancia della gente e non la testa, e si adeguano. E ovviamente Berlusconi in questo è stato maestro, ma il problema è che sono tutti così, vivono solo esclusivamente nell'oggi, nella cronaca. Progetto politico dell'utopia, del cambiamento, del miglioramento non esiste più da nessuna parte. E ovviamente questo ci dà una rappresentazione molto pessimistica, ma la storia ha i tempi lunghi. Io sono ottimista perché penso che la storia sui tempi lunghi in qualche modo il conto lo chiederà, e in un contesto come quello italiano sicuramente lo chiederà, perché questa situazione particolare che abbiamo, più accentuata rispetto ad altri contesti, della mancanza assoluta di informazione, di conoscenza e dell'assenza della politica intesa come progetto, come utopia, ovviamente sarà un handicap enorme per affrontare l'attuale crisi che stiamo vivendo, che non stiamo affrontando, e che altri paesi invece si stanno ponendo, senza enfatizzare più di tanto l'esempio di Obama. È un esempio che sta affrontando alcuni temi fondamentali. Noi questo non lo stiamo facendo, e fra qualche anno, se quello che ho descritto è vero, quel modello imprenditoriale, quel modello post-keynesiano di Stato che fa delle politiche alla rovescia rispetto a quelle del Novecento, che prende dai cittadini e trasferisce ai ricchi con bilanci che presenteranno il conto fra qualche anno, con il modello TAV e i modelli TAV che si stanno diffondendo, sicuramente di questo ci accorgeremo. E il crack ci sarà, e a quel punto la storia si vendicherà e ci imporrà un modello completamente diverso. Problema è che in questa fase queste assenze ci debbono in qualche modo indicare qualche strada, avere qualche speranza per resistere e sopravvivere, perché altrimenti dovremo buttare tutto nel mazzo, e in qualche modo agganciarci a quei movimenti, a quei piccoli lumicini che ancora ci sono e che possono rappresentare un elemento di speranza. In un contesto difficile, perché se non sbaglio Dahrendorf, un sociologo inglese, ha descritto secondo me in maniera mirabile questi processi della globalizzazione con un altro termine, la glocalizzazione, cioè questi processi globali che si stanno innescando determinano soprattutto a livello locale degli effetti straordinari, cioè inducono la ricerca di un'identità sul presente e sul passato,
fenomeno della Lega Nord è anche questo, la ricerca di un'identità rispetto a certi processi di appiattimento globale e una sorta di specializzazione delle aree anche rispetto ai processi negativi di questi modelli. E da questo punto di vista, nel Friuli Venezia Giulia, per le caratteristiche che ha, sta diventando un local specializzato in questi fenomeni di illegalità strutturali che investono le strutture produttive, che investono gli stati, la gestione dell'economia pubblica su determinati settori. Non è pensabile in un contesto come questo un comportamento, per esempio della mafia, di controllo territoriale come avviene in Sicilia piuttosto che in Calabria. Qui gli affari, e ripeto, in questi processi diventano degli oceani, si fanno sul fronte finanziario. Perché questo sistema imprenditoriale sta andando in quella direzione. Perché questi modelli incidono anche in realtà come queste, ad esempio nel settore del legno, della produzione di sedie, di infissi, quel fenomeno che cercavo di descrivere a Ragnatela, si sono avuti prima delle delocalizzazioni anche fenomeni di decentramento che gli spagnoli chiamano intramuros, decentramento dentro la fabbrica, la messa a disposizione del macchinario, della tecnologia, delle macchine per produrre la sedia piuttosto che l'infisso a una squadra di appaltatori, magari formati in forma di cooperativa, non di dipendenti, per rispondere alla commessa di determinati paesi. E quest'area, l'area adriatica, sopra il centro-nord, proprio per il collegamento dei processi di illegalità che si sono innescati nei paesi dell'est, delle organizzazioni criminali che sono in qualche modo nate e cresciute in questi paesi, rappresentano aree di cerniera fondamentali e c'è bisogno che non succeda qualcosa di grave, di eclatante, per garantire che questi traffici, questi accordi possano in qualche modo appunto essere garantiti. Faccio un esempio, nell'Emilia Romagna, se voi prendete il Sole 24 Ore che ogni anno esce con la classifica delle province, della qualità della vita, andate a leggere nel dettaglio i diversi indici che vengono presi in considerazione. In Emilia Romagna è all'ultimo posto fra le regioni per i reati finanziari e la microcriminalità. Sui reati finanziari l'Emilia Romagna è al penultimo posto, è la regione nella quale ci sono più reati finanziari. Sono state accertate ormai da tempo presenze dell''ndrangheta, della camorra, in alcune aree una presenza anche di tipo militare, in alcuni paesi del Reggiano una presenza dell''ndrangheta estremamente consistente anche di controllo del territorio. E ovviamente in questo contesto, se vogliono fare affari le cosiddette imprese pulite, questo modello che si sta destrutturando con questi soggetti, ovviamente gli affari avvengono sul piano finanziario e hanno bisogno di tranquillità su altri fronti. Le uccisioni eclatanti non possono avvenire in questi contesti, perché questo garantisce di più i criminali sani, l'economia criminale e la criminalità organizzata di poter fare più tranquillamente i propri affari.